Mozart ha commesso un peccato gravissimo, un peccato che è ancora oggi un vero peccato, anche se le cose oggi sono molto cambiate, e cioè lui è uscito dalle convenzioni di ogni tempo, rivendicando il suo talento, il ruolo del suo talento di immenso artista, al di là delle convenzioni sociali. Cioè lui lo scrive poi in alcune lettere, insomma dice: "Il duca tal dei tali, il marchese vattene a pesca, non capiscono niente di musica, io vado lì, gli devo suonà la musica, mi rendo conto guardandoli che non hanno capito niente della grandezza della musica che gli ho fatto, però poi io mi devo sorbire le loro chiacchiere, i loro giudizi, i loro appunti, i loro consigli e questa cosa gli dava molto, molto fastidio. Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Avete sentito bene? Ho detto Nuova Pedagogia, non ho detto cronache dal futuro, anche se abbiamo con noi Matteo. Ciao Matteo! Ciao, buongiorno, molto piacere di essere anche qui, possiamo dire così. Vabbè, ma Sì, avevamo perché voglia di farla sta chiacchierata e quindi ci togliamo il gusto di farla, Sì, perché giusto? abbiamo, dato che io e Matteo ci sentiamo spesso, sapete, per i nostri vari progetti anche di tipo teatrale, un giorno abbiamo cominciato a parlare di grandi personaggi e sono Sì. venute fuori delle cose che io non avevo mai sentito, dato che sono profondamente ignorante. Allora ho detto, Matteo, ma facciamoci sta chiacchierata online, per esempio, su Mozart. Matteo, che cosa sai che noi non sappiamo di Mozart e dico noi poveri mortali perché tu hai accesso ad altre conoscenze? Oddio, non c'è niente che io sappia che non è conosciuto, di Mozart, anzi, ecco di nuovo è uno dei personaggi forse più indagati e più studiati della storia del mondo, anche perché, lui è stato molto prolifico di informazioni, no, scriveva tanto, ci sono tante lettere, ci sono tantissime testimonianze su di lui e quindi noi conosciamo molto della sua vita, purtroppo conosciamo il bello e il brutto, il bene e il male, cioè sappiamo anche insomma che la sua vita ufficialmente è finita, potremmo dire, proprio in un mare di guai. Lui non stava più bene di salute, aveva un sacco di debiti, c'era un sacco di gente che non lo sopportava perché Mozart ha commesso un peccato gravissimo, un peccato che è ancora oggi un vero peccato, anche se le cose oggi sono molto cambiate, e cioè lui è uscito dalle convenzioni di ogni tempo, rivendicando il suo talento, il ruolo del suo talento di immenso artista, al di là delle convenzioni sociali. Cioè lui lo scrive poi in alcune lettere, insomma dice: "Il duca tal dei tali, il marchese vattene a pesca, non capiscono niente di musica, io vado lì, gli devo suonà la musica, mi rendo conto guardandoli che non hanno capito niente della grandezza della musica che gli ho fatto, però poi io mi devo sorbire le loro chiacchiere, i loro giudizi, i loro appunti, i loro consigli e questa cosa gli dava molto, molto fastidio. Bisogna anche ricordarsi che a quel tempo il musicista era un servitore di corte, cioè mangiava in cucina coi camerieri per intenderci. Non potevi anche essere Mozart, non è che eri considerato molto di più di un servitore, magari eri rispettato e ammirato, per cui non te tenevano in uno sgabuzzino, diciamo così, questo sicuramente. Ci sono, certamente esempi, ecco, il contemporaneo di Mozart era Haydn. Haydn invece ha fatto una vita piuttosto tranquilla, agiata, amato, rispettato, anche coccolato, pure lui era grandissimo musicista, ovviamente era molto apprezzato, però Haydn era molto, incline al compromesso, all'obbedienza, alla sudditanza verso il potere e Mozart non lo era manco per niente. E forse, che io sappia, è stato uno dei primissimi artisti della storia proprio a rivendicare questo suo, ruolo di artista nella società,
a dire La io sua sono... sovranità artistica. Sì, 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 proprio, è un talento eccezionale. E giocoforza, per questo motivo, si è fatto anche molti nemici. È un po' inevitabile, insomma, se uno ha un grande talento, chi ha meno talento di lui, se ha una posizione sociale superiore, gliela fa pagare, te la fa pagare, te la fa pagare anche severamente, perché si può imporre con un potere che tu, magari con tutto il tuo talento, non hai. E lui ha avuto, appunto, nella parte finale della sua vita molti problemi di natura economica. È vero che lui era un sanguinico, un tipo nervoso, si direbbe in omeopatia, quindi era uno spendaccione, era uno che faceva una vita del tutto irregolare, era uno che si appassionava alle cose e poi cambiava idea all'improvviso, smontava tutto, rimontava tutto, era il tipico sanguinico, appunto, come si dice nei temperamenti dell'omeopatia. E questa cosa, a questa cosa lui non poneva un argine, non poneva un limite, fino a che è stato sotto la guida del padre, che era il contrario esatto, lo irreggimentava, lo regolava, una figura importantissima quella del padre, perché ha permesso a questo talento di sbocciare, di diventare Mozart, perché se no un Mozart lasciato a se stesso sarebbe stato un talento eccezionale, uno che suonava benissimo ma non avrebbe creato nulla di importante, perché si sarebbe facilmente accontentato del suo talento eccezionale, senza andare in profondità. Io ricordo per esempio che il padre lo costrinse letteralmente a venire in Italia, così più o meno ci avviciniamo al nostro argomento, in particolare a Bologna, da padre Martini. Padre Martini era noto perché conosceva in maniera profondissima le regole del contrappunto. Sì, volevo dire una cosa, ricordiamo che il padre di Mozart a sua volta era un musicista che era il cappellano della corte, insomma, Ed era del, anche noto come insegnante, era un didatta, insegnava violino, credo che abbia scritto un metodo pure di insegnamento del violino molto importante a suo tempo. Quindi lo costrinse, diciamo così, a venire in Italia, a Bologna, per studiare il contrappunto da padre Martini, cosa che in Mozart fiorì letteralmente, perché quando lui arriva in Italia e comincia a studiare il contrappunto con padre Martini, da lui escono fuori opere immortali, meravigliose, Quanti anni straordinarie. aveva Mozart? Ma quando è arrivato in Italia era giovane, perché è venuto più volte, anzi è venuto tante volte. Ecco, ci avviciniamo diciamo, ai pettegolezzi che vogliamo fare. Sì, tra l'altro volevo dire che Mozart ha suonato anche nel Duomo di Civita Castellana, te lo dico perché abbiamo una bella targa commemorativa, ha suonato l'organo del Duomo di Civita Castellana. Meraviglioso. Eh sì, in Italia è venuto tanto, è stato a Roma, è stato in tanti posti, a Milano, ha fatto veramente tantissime attività, anche perché lui era molto innamorato dell'opera lirica, dell'opera italiana, ovviamente, che in quel momento era il non plus ultra della musica, diciamo, occidentale. L'opera italiana per lungo tempo è stata il faro guida dell'opera in tutto il mondo. Non voglio fare affronti con il presente e dire come ci siamo ridotti oggi, perché sarebbe veramente impietoso. Non voglio fare polemiche. Comunque, ai tempi di Mozart, l'opera italiana era una cosa molto importante, e Mozart è stato bravissimo a scrivere opere, bravissimo a scrivere per le voci, proprio per i cantanti. Lui si innamorava dei cantanti e delle cantanti, ovviamente, si innamorava delle voci e scriveva delle parti assolutamente fenomenali per queste voci, tanto che, insomma, ancora oggi l'esecuzione delle opere liriche di Mozart ci fa godere veramente di una arte meravigliosa di come si può scrivere per le voci. Comunque lui viene in Italia, conosce molto bene l'Italia, è molto ammirato in Italia, e poi se ne torna dalle sue parti, dove appunto fa questa vita di spendaccione irregolare, talento fenomenale,
e ad un certo punto, credo avesse meno di 40 anni, perché io credo che ufficialmente, se non vado errato, è morto a 39, 40, un'età di questo tipo, e lui aveva grossissimi problemi economici, nessuno gli voleva dare più retta, nessuno lo voleva più sentire, nessuno gli voleva dare più un impiego, perché appunto lui poi rivendicava la sua libertà di artista e un impiego, il nobile del tempo diceva: chi è questo servitore che mi rompe le scatole e che mi parla da pari a pari? Come si permette di parlare con me da pari a pari? Quindi non era ben visto per questa sua attitudine a rivendicare il suo talento, tanto che nell'ultimo periodo della sua vita le testimonianze sono molto drammatiche. È morto a Lui 35 anni, ho controllato. a 35, vedi, quindi Sì. in realtà molto giovane. Perché sono drammatiche? Perché lui sente che non sta bene e non ha le risorse per curarsi, non può curarsi, e quindi comincia a scrivere furiosamente musica. Cioè, addirittura dice che lo portavano in giro a cavallo per distrarlo e lui nelle pause, appena scendevano da cavallo, prendeva un foglio di carta senza strumenti, solo con l'orecchio interno, un talento geniale, e scriveva musica. Giocavano a biliardo e lui, quando non toccava a lui di tirare, prendeva la carta e passava l'attesa tra un tiro e l'altro a scrivere musica, e ha scritto opere eccezionali in quest'ultimo periodo della vita, che ne so, la 40, la 41, le grandi sinfonie che sono le più note, quelle che si suonano sempre, che conoscono tutti, e sono dei gioielli appunto di perfezione musicale assoluta, fino a che arriva ad un momento di crisi eh, totale e improvvisamente muore improvvisamente, nessuno se ne cura. È noto, almeno questo dice la leggenda, poi mh, però diciamo così è noto che sia avvenuto, che al suo funerale non va nessuno. Era una giornataccia di quelle di pioggia intensa, arriva sto carro funebre e pare che l'unico a seguire il carro funebre sia stato il suo cane, che sotto la pioggia segue la bara di Wolfgang Amadeus Mozart, che viene portata in un cimitero e il corpo viene gettato in una fossa comune, perché appunto lui era uno del popolo, non era un nobile, non aveva soldi, non aveva nessuna carica, nessun titolo, quindi manco una tomba spettava a questo geniale talento. E così pare che sia finita la storia di Mozart. Poi ad un certo punto io ricordo alcuni anni fa di avere ascoltato un'intervista, credo sulla Rai, ad Ezio Bosso, che racconta una storia estremamente particolare che mi ha molto colpito, perché la ritengo verosimile. Poi rimane un'ipotesi, però come ipotesi la buttiamo lì perché è molto interessante. Posso dire prima che cominci che è compito della libera università dare tutte le versioni possibili delle cose, perché noi fondamentalmente siamo ricercatori. Noi vogliamo avere la libertà di uscire dal pensiero unico, per cui studiamo, guardiamo, ascoltiamo. Questo vi deve dare il polso di quanto siamo liberi o meno. Non so se tu sei d'accordo con me. Sì, sì, ci vuole una certa libertà dal pregiudizio, diciamola proprio così. Per cui magari anche la storia più impossibile, piuttosto che dire a priori no, non è possibile, basta, non lo accetto, si potrebbe indagare, vagliare, se è possibile, se è verosimile. In questo caso io credo che ci siano queste caratteristiche. È verosimile, è Sì, possibile e anche il metodo scientifico come dovrebbe essere, no? come Cioè si dovrebbe. indaga, si guarda, si vede, se ne parla, ci si confronta. Si fanno gli esperimenti e certo, ma dovrebbe essere così. Diciamo, Dovrebbe. la mentalità, ehm, logico-razionale moderna avrebbe questo vantaggio, no, di poter mettere insieme la teoria e la pratica. Ehm, Noi abbiamo perduto gran parte di questa facoltà per tante ragioni, perché vabbè, ci affidiamo
oggi ai modelli matematici, alle esperienze che vengono fatte in laboratorio, che purtroppo però, a quanto mi è parso di capire, le esperienze che si fanno oggi in laboratorio, i famosi c'è uno studio che dice che, un nuovo studio ha detto che, mi sembra che questi studi in generale, non vorrei essere un po' troppo malizioso, però diciamo confermano sempre la teoria di quello che ha pagato gli studi. Eh già, tanto per cambiare. Quindi, visto che a noi non ci paga nessuno e non dobbiamo confermare nessuna teoria invece, io la butto lì questa teoria, questa storia che ha raccontato Ezio Bosso, perché effettivamente noi possiamo accoglierla liberamente e farne, dentro di noi quello che ci pare. Poi possiamo andare a fare le verifiche, secondo me, il più ascoltando la musica. La storia che racconta Ezio Bosso è questa, molto in sintesi. Mozart è appunto malato, stanco, è pieno di debiti, c'è un sacco di gente che non lo sopporta, il suo matrimonio non funziona più da un sacco di tempo, insomma la sua vita è un macello e non ne può veramente più, e avrebbe inscenato questa sua morte, che in effetti ci sta, perché appunto un cadavere che non vede nessuno, che va ad un funerale dove non va nessuno e viene gettato in una fossa comune dove nessuno sa dove è seppellito, dove nessuno sa dove sta questo Mozart, e per cui avrebbe inscenato la sua morte per fuggirsene in Italia e andarsene a Pesaro presso la famiglia Rossini, la famiglia dei genitori del notissimo Gioacchino Rossini. E lì avrebbe fatto da precettore al giovane Gioacchino, che sì, si dilettava, pare, un po' di musica. Ci sono insomma dei documenti, dei referti del suo esame di ammissione al Conservatorio di Pesaro, insomma, che non, cioè, insomma, che non è proprio brillante. Non ricordo se addirittura lui l'esame appunto lo fa 2 volte, la seconda volta invece passa perché improvvisamente la musica scritta da questo giovane Gioacchino sembra improvvisamente diventare molto più convincente. E poi lui, insomma, viene ammesso, Gioacchino Rossini, a questo conservatorio, e in più ha questo precettore musicale che lo segue sempre e che potrebbe appunto, secondo ciò che in maniera, secondo me, non del tutto insensata raccontava Ezio Bosso, potrebbe essere stato appunto Wolfgang Amadeus Mozart. Noi sappiamo che la musica di Rossini è molto vicina, molto, molto vicina alla musica di Mozart. Eh, C'è quell'elemento che si chiama il sorriso mozartiano. E questa musica di Mozart, chi conosce la musica di Mozart lo sa, ha dei momenti di tale grazia che porta ad un sorriso di gradevolezza, di gioia, di semplicità. E lo stesso identico elemento, identico proprio, si ritrova intatto nella musica di Gioacchino Rossini, tanto che io appunto per fare le verifiche, perché le verifiche vanno fatte sperimentalmente, facevo questo esperimento, cioè mettevo dei pezzettini di Gioacchino Rossini, in casa o con amici, dicevo: di chi è sta musica secondo te?" E siccome c'era il sorriso mozartiano, tutti, quasi tutti, sempre dicevano: ma questo è Mozart, sicuramente è Mozart." È un esperimento che può fare anche chi ci ascolta, eh. Si prendono determinati brani di Gioacchino Rossini, ci fanno ascoltare a uno che insomma un po' la musica gli piace, e la confusione tra Mozart e Rossini è facilissima da fare, in moltissimi punti. In più, guarda caso, questo Rossini è stato abilissimo, assolutamente abilissimo a scrivere per le voci, per l'opera lirica. Difatti diventa una star internazionale dell'opera lirica. Scrive opere di grandissimo spessore, opere che tutt'oggi, insomma, eh, soprattutto le voci femminili, le grandi cantanti liriche, Rossini, Bellini, Donizetti,
sono i grandi autori per le voci. Chi canta la lirica dice: io se canto Rossini canto una musica che alla mia voce, al mio talento musicale piace molto cantare. Perché? Perché è complessa e al tempo stesso è molto musicale, è molto adatta alle voci. Proprio la qualità, forse una delle maggiori qualità che ha avuto Mozart. Quindi questo E il precettore non sappiamo chi era questo precettore di Rossini. non sappiamo chi era, però pure questo è noto dalle cronache, che lui avesse un servitore che lo seguiva sempre e ovunque, un servitore che non si mostrava mai in pubblico, di cui nessuno sapeva nome, cognome, eccetera, ma che stava sempre con lui, che lo seguiva sempre. Quindi è noto che avesse un servitore, però sai, al tempo, appunto, siccome era un servitore, non è che la gente ci badava più di tanto, quello era un servitore, faceva il servitore, stava nell'ombra, era il suo ruolo di stare nell'ombra. Però è noto che appunto lui avesse un servitore che era sempre lo stesso, Rossini, e che lo seguiva dappertutto. Poi giustamente dice Ezio Bosso, se si fa due calcoli e si vede l'età di nascita di Mozart e si vede il momento in cui Gioacchino Rossini, ai noi, smette improvvisamente di scrivere musica, si può ben argomentare che quella è un'età adatta al fatto che Mozart fosse diventato anziano, e da anziano a un certo punto è arrivato alla fine della sua vita, e quindi il famoso precettore musicale di Gioacchino Rossini non c'è Invisibile. più. E da quel momento in poi Gioacchino Rossini, così dal giorno alla notte, decide di smettere per sempre di scrivere musica, perché si deve dedicherà il resto della sua vita alla cucina gourmet, perché lui era un grande amante della cucina. Io Incredibile. non lo so poi se un talento eccezionale della musica come avrebbe dovuto essere Rossini smetta per sempre di fare musica, di scrivere musica a 37 anni. Quindi veramente nel pieno della carriera, nel pieno della sua vita, insomma, proprio nel momento in cui 37 anni è un momento in cui nella vita noi siamo veramente al massimo delle nostre forze, abbiamo tutte le potenzialità per esprimere il nostro talento al 100%, e uno che ha scritto grandissime opere improvvisamente sembra smettere di occuparsi proprio di musica. E quantomeno, È quantomeno veramente una cosa incredibile questa, eh. No, io stavo pensando che se un regista che avesse un minimo di cognizione di musica avesse voglia di fare una storia del genere, penso che sarebbe un film che avrebbe un successo incredibile, proprio perché resta tutto avvolto nell'ipotesi, nel mistero, però questi riscontri comunque fanno pensare, eh. sì, guarda, ascoltando la musica il riscontro non è difficile da fare. Ci si vedono tutte le caratteristiche mozartiane nella musica di Rossini, però uno potrebbe dire, vabbè, Rossini conosceva la musica di Mozart, ne era tanto influenzato, lo ammirava moltissimo e quindi ha scritto molta musica con degli elementi mozartiani. Però effettivamente sono i dati biografici, una serie di elementi sul giovane Gioacchino Rossini, che non sembra proprio uno che la musica la ami proprio tantissimo, non è che fa le faville, dice oddio è nato un talento eccezionale in Italia, si chiama Gioacchino Rossini, è giovanissimo e fa i fuochi d'artificio. Non è assolutamente così, eppure improvvisamente, insomma, questo giovane riceve questo precettore e da quel momento in poi esplode come una stella dell'opera lirica. Insomma, uno può Sì. ragionarci. Ah, Ascoltare la musica di Mozart e di Rossini e fare i confronti può essere molto utile. Se anche questa nostra chiacchierata portasse al fatto che per 2 o 3 giorni le persone si ascoltano un po' di musica dell'uno e dell'altro, già è avrebbe un già fatto successo. bingo proprio, cioè, Già una è un cosa. successo. No, io volevo dire che, ripeto, è molto importante avere la mente aperta e per esempio andatevi a seguire anche l'intervista di Bosso che è ancora su YouTube. Se mettete Bosso, Ezio Bosso su Mozart, vedete che c'è così. Si Molto bello. trova.
si trova. E niente, a questo punto mi viene soltanto voglia di dire che quando avremo altre curiosità così da condividere con voi, lo faremo in una prossima chiacchierata. Grazie Sì. Matteo. Grazie a te, grazie a te. È una storia davvero bellissima, secondo me. Sì, Valeva la sì, pena di a raccontare. noi a noi piace ricercare e quindi continueremo a farlo. Arrivederci Matteo, arrivederci a voi, alla prossima chiacchierata.